Va ora in onda La belva civile, mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. La puntata odierna la dedicheremo a quella che è l'ultima querelle, possiamo definirla addirittura l'ultima puntata della saga ormai infinita che vi è tra la politica del nostro paese, quella con la P maiuscola, e una parte fortunatamente minoritaria della magistratura, ma che rischia di inquinare i pozzi della campagna elettorale relativa al referendum sul sì o sul no relativo alla separazione delle carriere della magistratura. Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente, fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi e se li conti anche i minuti. È triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del culo. Fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidargli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. La vicenda la potremmo sintetizzare e riassumere come vicenda che riguarda il referendum, sì, da una parte, ma soprattutto i rapporti tra mafia e giustizia. Sì, stiamo parlando in realtà proprio di questo, perché quando viene tirato in ballo quello che è il sostantivo, anzi quello che è l'aggettivo mafioso, e viene accostato
alla giustizia da parte di quelli che sono gli operatori della giustizia, tra l'altro ai massimi livelli, e beh, c'è qualche cosa che non funziona, o perché viene tirato in ballo come se fosse una sorta di eccesso, come se fosse una figura retorica di letteratura e quindi una figura che non ha nulla a che fare con quello che è il profilo della politica, oppure c'è qualche cosa che non funziona laddove viene criticato l'utilizzo più o meno distorto, più o meno accettabile di questo termine, solo quando viene utilizzato però da parte di alcuni delle parti politiche presenti all'interno del Parlamento e più in generale all'interno del Paese, a differenza di altri. Ma che cosa è avvenuto nello specifico? Andiamo a vederlo e andiamo soprattutto a commentarlo. Sì, perché il procuratore di Napoli, Gratteri, di recente, commentando quello che è il tifo che viene portato avanti per le ragioni del sì al referendum, rispetto a coloro che portano avanti le ragioni del no, ha portato avanti lui un accostamento, insomma, che almeno lo si può definire audace, ma lasciamo i nostri ascoltatori poi dare altri giudizi su questo accostamento, riferendo che per quanto riguarda le ragioni del sì, queste vengono portate avanti principalmente da quello che è il tifo che proviene dalla mafia e dal tifo che proviene dalla massoneria. Ebbene, tutto questo, se può essere criticabile in sé, acquisisce un altro sapore e soprattutto un altro tipo di valutazione se ci si rende conto che in realtà a fine marzo è il popolo intero che verrà chiamato a votare sulle scelte del sì e sulle scelte del no al referendum in materia di separazione delle carriere. Non solo una infinitesimale parte del popolo elettorale che magari può essere anche all'interno di quella che è la categoria o delle categorie che sono state tirate in ballo da parte di quello che è uno dei più autorevoli magistrati italiani, bisogna certamente sottolinearlo, soprattutto uno di quei magistrati che quando parlano non lo fanno mai a caso e cercano di inviare dei messaggi che a tutti gli effetti sono messaggi che fanno anche politica. E neppure a pensarci che qualcuno potesse esimersi dal criticare o in qualche modo da ricordare però al procuratore di Napoli che stiamo parlando proprio per questo motivo di quello che dovrebbe essere un rispetto delle funzioni e dei poteri delle singole impostazioni che lo stesso padre costituente, anzi i padri costituenti ebbero a dare nel 1948 quando venne promulgata la nostra Costituzione, perché qui non si va a incidere semplicemente su quello che è il profilo di un articolo di stampa, ma si cerca di incidere sul risultato delle urne, orientando il popolo elettorale e soprattutto dando una rivisitazione di quelle che sono le categorie per il sì e le categorie per il no, assolutamente con forte suggestione e potremmo dire anche con induzione al voto dall'una oppure dall'altra parte, e questo mi sembra oltremodo chiaro. E beh, se così si fa, però, come si fa a dire che non si sta violando non semplicemente il principio della separazione delle carriere, ma il principio della separazione dei poteri? Perché se uno dei poteri, appunto quello giudiziario, arriva ad incidere con frasi e quindi con impostazioni così forti, per non dire addirittura esterne rispetto a quello che è il perimetro della normale dialettica tra poteri sovrani, beh, come si fa a dire che è rispettato l'equilibrio dei poteri sovrani dello Stato? E il potere giudiziario è uno dei poteri sovrani dello Stato e dall'altra parte abbiamo però quello politico, anzi quello legislativo, che ha una peculiarità, è legato il potere legislativo a quello giudiziario da un fil rouge che è rappresentato da un principio, da una norma inserita nella nostra Costituzione, ossia
mentre da una parte è il popolo che fa le leggi attraverso il Parlamento e quindi esercita il potere legislativo, dall'altra parte abbiamo che il giudice è sottoposto, come abbiamo avuto modo di ribadirlo in più di qualche occasione nel corso delle nostre trasmissioni, è sottoposto solo alla legge. Ma se è sottoposto solo alla legge, e la legge va comunque rispettata e non bisogna cercare di incidere sulla legge che deve essere semplicemente applicata da parte del magistrato. Il magistrato possa essere un magistrato giudicante o requirente, ma è pur sempre un magistrato. E se il magistrato deve essere sottoposto necessariamente a quelle che sono le scelte di politica legislativa che si vanno ad attuare all'interno del Parlamento, deve rispettare queste scelte e non deve cercare di incidervi facendo una campagna elettorale da un pulpito, e potremmo definirlo anche da un palcoscenico sicuramente privilegiato, perché è chiaro che quello che viene fuori dall'impostazione di un magistrato può apparire diverso rispetto a ciò che viene fuori dall'impostazione di quello che è un politico. E fino a qua potremmo anche starci, nulla di nuovo sotto il sole potremmo dire, perché in effetti spesso la sinistra, direttamente o indirettamente, fa politica utilizzando a livello strumentale anche la magistratura, se non fosse per quello che è avvenuto con il doppiopesismo, e quindi due pesi e due misure, relativamente alla frase di Nordio. Sì, perché il ministro di Grazia e Giustizia, così come lo si definiva una volta, oggi è il ministro della Giustizia, nell'esercizio però questa volta di quelle che sono le sue normalissime funzioni politiche, ha sottolineato non più tardi di 24 ore fa come il sistema del CSM, il sistema delle correnti del CSM, delle correnti che facevano politica, che si attribuivano gli incarichi l'un con l'altro, spesso violando anche quelli che potevano essere dei canoni normativi, ebbene questo tipo di sistema delle correnti della magistratura ha rischiato una sorta di equivalenza o comunque di paragone con quello che per anni è stato il sistema, così lui l'ha definito, non mafioso ma addirittura paramafioso, quindi un qualche cosa che sia vicino al profilo dell'intimidazione, del controllo del territorio, del controllo anche di quelle che sono le coscienze che dovrebbero rimanere libere e anche pure. Quindi non l'ha definito un sistema, quello delle correnti, stricto sensu, così come dicono i giuristi, in senso stretto mafioso, ma paramafioso. E Nordio si riferiva non certo all'istituzione del CSM, non certo a quello che è il normale funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, al principio dell'autodichia, a tutto quello che può riguardare il funzionamento di questo organo di autogoverno dei giudici, ma al sistema di nomine drogate, il sistema di nomine che sono state fatte per alcuni vertici degli uffici giudiziari nel corso degli anni e che non sono state il frutto di una libera scelta operata dalla Quinta Commissione anche in materia di disciplina e quant'altro, ma sono state frutto di quel sistema che è stato disvelato, come vedremo anche più avanti, da parte di Luca Palamara, un ex magistrato, ma soprattutto un personaggio che ha ricoperto incarichi ai massimi livelli non soltanto all'interno dell'ANM, quindi l'Associazione Nazionale Magistrati, ma anche all'interno dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura. Ebbene, Nordio non ha fatto altro che rileggere alcune di quelle pagine dei due bestseller pubblicati da parte di Luca Palamara, ma che probabilmente hanno scoperto l'acqua calda, quindi hanno scoperto qualche cosa che si sapeva e di cui si erano occupati anche alcuni uffici giudiziari in giro per l'Italia. Che cosa ne è venuto fuori? Ne è venuto fuori un pandemonio che non finisce mai, perché la NM da una parte e il CSM dall'altra è come se avessero chiesto conto al ministro di Grazia e Giustizia delle sue parole e delle sue dichiarazioni. Ma si può continuare a portare avanti questo doppiopesismo? Cioè, se lo stesso aggettivo viene utilizzato da parte di un assertore del sì al referendum,
l'aggettivo mafioso per etichettare quelli che possono essere alcuni agitprop, quindi alcuni fans, se così li vogliamo definire, del sì, e poi quello stesso aggettivo viene utilizzato neppure in termini propri, ma in termini impropri, con l'accezione paramafioso, viene utilizzato dal Ministro di Grazia e Giustizia per le ragioni contrarie al sì, quindi le ragioni del no. Ebbene, in questo caso allora si cerca di mettere quasi in stato d'accusa, come se fosse una sorta di vero giudizio non politico, ma addirittura di carattere giudiziario, lo stesso ministro per aver espresso con la massima libertà quello che è un proprio pensiero di carattere politico. E ecco perché la sinistra ancora una volta continua a non rendersi conto che il paese non è fatto più di gente che è disposta a leggere quelli che sono i grandi giornaloni di filo sinistra, di filo imprese, che per anni hanno alimentato il sistema senza rendersi conto che quel sistema era marcio, che quel sistema andava cambiato, andava archiviato, con nuove pagine di democrazia e soprattutto con nuove pagine di ingegneria istituzionale, conformi però a quello che è il profilo del tessuto della trama istituzionale contenuta all'interno della nostra Costituzione. Quindi è chiaro che quello che è avvenuto, che è sotto gli occhi di tutti, rischia di rafforzare ulteriormente, buon per noi, quelle che sono le ragioni del sì, perché se vi è questa continua invasione di campo da parte di alcune frange, lo ribadiamo, alcune frange della magistratura, per cercare di bloccare quella o di incidere su quella che è una decisione assolutamente democratica nella scelta del sì per il referendum, significa che allora ci sono tutte le condizioni e tutte le premesse perché questa sia solo una delle tante riforme che sulla materia giudiziaria devono continuare ad andare avanti per realizzare appieno quello che è il principio della separazione non soltanto delle carriere, ma quella che è la separazione effettiva dei poteri sovrani del nostro Stato. La scelta tra le ragioni del sì e le ragioni del no deve rimanere una scelta ponderata e soprattutto deve rimanere una scelta avulsa da condizionamenti, senza l'utilizzo di quelle che possono essere delle posizioni di privilegio o dei punti di osservazione sicuramente particolari rispetto a quelle altre impostazioni che può dare il cittadino della strada o la massaia di Voghera. Ecco, sì, i vertici della nostra magistratura e quindi dell'organizzazione della magistratura del paese, non soltanto i grandi procuratori, ma anche quelli che una volta venivano definiti pretori, non ci sono più i giudici di pace, li possiamo così definire, devono avere anche la libertà di esprimersi, ma è chiaro che c'è modo e modo di incidere su una campagna elettorale, non demonizzando quelle che sono però le ragioni del sì, assumendo eventuali iniziative diverse sulle ragioni del no, ma non si possono demonizzare le ragioni poste a base di una riforma che viene ritenuta fondamentale per dare attuazione a quelle che sono le indicazioni portate avanti anche da parte di altri grandi magistrati del nostro paese che certo non avevano la tessera del centrodestra. Ci stiamo riferendo alle parole di Giovanni Falcone prima che subisse quella tragedia che noi riteniamo essere una tragedia di Stato, non un semplice attentato. O ci riferiamo anche a quelle che erano perlomeno fino al 2019, fino al 2020, le impostazioni di un altro grande magistrato spesso sannato dalla sinistra, Nino Di Matteo, quando venne eletto all'interno del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, nell'ottobre del 2020 stigmatizzò il metodo delle correnti all'interno della magistratura, definendolo simile a quello che era il modo di procedere del sistema e del metodo mafioso. E allora chi porta avanti le ragioni del sì, e ci permettiamo di sottolineare quindi che le ragioni del sì non sono solo di una esclusiva
parte politica non fa altro che evidenziare come il nostro paese abbia bisogno di un reset sotto il punto di vista democratico, abbia bisogno di una sorta di attualizzazione di quelli che sono i principi che sono inseriti all'interno della nostra Costituzione e che riguardano soprattutto i criteri della democrazia e della effettività delle libertà civili e fondamentali del nostro paese. Le leggi le fa il Parlamento, le leggi devono essere rispettate da tutti e devono essere rispettate soprattutto dai magistrati che poi le fanno applicare. Avete ascoltato La belva civile.